Amici della Sardegna, iniziamo le immagini con queste inquadrature perché dal basso verso l'alto si vede meglio una caratteristica di questo nuraghe. Dove siamo? Ci troviamo nei territori di Onniferi e siamo al cospetto del nuraghe Ola. Perché questa inquadratura è esaustiva? Perché ci fa vedere una delle caratteristiche che viene riportata per quanto riguarda questo nuraghe monotorre, cioè che è costituito da due tipi di roccia. Ecco, si vede meglio esattamente da qui. Il granito è praticamente poco lavorato perché comunque ci si impiega molto di più, e invece più su potete vedere i conci di trachite più piccoli, sbozzati, lavorati, magistralmente lavorati. Ci troviamo quindi nei territori di Onniferi e siamo a cospetto di questo monotorre straordinario. Un bellissimo concio a T, fa praticamente da contorno in questo, per questo nuraghe che verosimilmente doveva avere anche un villaggio annesso molto vicino, praticamente a fianco. Ci sono notizie che riguardano questo nuraghe sin dal 1906 e poi venne praticamente preso in considerazione dal Taramelli 1930 circa. Eccolo qua, ora ve lo facciamo vedere dai quadranti meridionali, così potete vedere la bellezza di questo straordinario monumento nuragico. Nuraghe Ola, bellissimo. Guardate l'architrave, ora ci avviciniamo. Che bello, quindi conci di granito alla base e conci di trachite molto più su. Straordinario. Monotorre, entriamo magistralmente introdotti da questo architrave fantastico, e allora entriamo in questo gigante silenzioso per vedere subito la scala a sinistra, scala che praticamente poi vi dirò che ha riguardato un lavoro neanche poi da tantissimo. Nicchia a destra, eccola qua, che bella, bella alta, anche questa, e poi la Tolos, straordinaria, che bellezza, con la triade di nicchia centrale, laterale sinistra, guardate un po', e poi laterale destra. Che bella poi la Tolos anche dall'alto, perché si può vedere che manca esattamente l'ultimo concio. Ovviamente quello non era l'apice del nuraghe, perché il nuraghe doveva avere due piani e infatti si accede al secondo piano tramite questa scala che noi percorreremo solo in parte. A proposito della zona che ha a che fare con l'andito, piccolo andito, e poi la scala a sinistra, nel 2015 c'è stato un crollo in questa zona, un crollo che pare abbia messo a dura prova il nuraghe, perché sono venuti giù tantissimi conci, lavori che poi sono stati fatti per consolidare il nuraghe che praticamente ora da quella data è fruibile. Eccoci qua, che bello questo nuraghe. Come potete vedere il paramento di destra e paramento di sinistra, voi immaginatevi due bicchieri capovolti, uno più piccolo, uno più grande. Praticamente il nuraghe verosimilmente veniva costruito un po' con questa tecnica. Ok, la scala, abbiamo detto, sulla sinistra doveva portare poi al secondo piano, ma noi non accediamo perché questo nuraghe è stabile, sì, ma vedete c'è un cancelletto, meglio non attraversarlo. Eccolo lì. Quindi abbiamo detto un nuraghe monotorre, tutta pietra, comunque se non ho capito male locale. Ok, ridiscendiamo questa scala e ci avviamo alla conclusione di questo video. Il nuraghe Ola ci ha impressionato perché si vede bello grande, svetta praticamente su una piccola altura a pochi chilometri dal paese. A pochi chilometri dal paese, laddove, se vi ricordate, ci sono anche le Domus de Janas di Sconcas. Che bello, quindi verosimilmente questo terreno, questo territorio ovviamente doveva essere fertile, sia un terreno ovviamente fertile, un terreno particolare, perché doveva essere sia per la pratica dell'agricoltura sia per la pratica dell'allevamento. E allora praticamente mettiamo alle spalle il paese di Onniferi e di fronte a noi concludiamo le immagini con questo meraviglioso nuraghe Ola in territori di Onniferi. Ciao a tutti!